siamo felici di ospitarlo in quest'anno, che per noi è un anno molto particolare, perché noi quest'anno facciamo 70 anni di attività, perché la nostra prima libreria è stata aperta da mio padre nel 1954 a Caltanissetta, questa qui invece è solo dal 69, diciamo. Ringrazio Antonio Condorelli e Annalisa Margeri che converseranno con l'autore. Grazie. Alla libreria Cavallotto per l'ospitalità. Io anzitutto voglio chiedervi una cortesia: se riusciamo a togliere le suonerie cellulari, questa è una cosa importante, anche perché così voi potete godervi meglio questa chiacchierata. Di questo vi sono veramente grata. Allora, anzitutto io do il benvenuto a Sigfrido Ranucci, sono veramente felice di essere qui con voi. Io sono Annalisa Margeri, sono una blogger, ho creato il sito web Sicilia Buona. Allora, iniziamo dicendo anzitutto che vi presento anche ovviamente Antonio Condorelli, giornalista, inviato per la 7, è stato... non hanno bisogno di presentarsi, perché questi due mascalzoni, esatto, hanno anche lavorato insieme. No, non abbiamo lavorato, abbiamo rovesciato Catania un paio di ore. Esatto, richieste che ci hanno portato una decina di milioni di euro di richieste di risarcimento totale. Allora, su questo magari poi avrò anche una domanda per voi, perché io immagino che rivedervi qui insieme a Catania, magari qualcuno si sta già preoccupando. Allora, qualcuno di voi avrà già letto il libro Scelta, è un libro assolutamente da leggere, da consigliare a tutti. Questo libro è una raccolta di alcune delle inchieste più importanti di Sigfrido Ranucci, e sicuramente Sigfrido ci regala anche un racconto inedito della sua vita, di sé, quindi è interessante da leggere da tanti punti di vista. E poi tra l'altro ci sono tante inchieste, anche inchieste che hanno fatto il giro del mondo, quindi ne cito una, l'inchiesta sul Fallujah. Non so se ricordate, perché poi è bello leggerlo anche perché ci sono delle inchieste, delle vicende di cui tutti noi abbiamo più o meno memoria, ma sicuramente qualcosina ce l'abbiamo dimenticato, persa, strada facendo, quindi è un modo anche per rifare un po', ripercorrere un po' la storia degli ultimi decenni. Un'altra cosa importante che volevo dirvi, io sono sicura che sarete d'accordo con me, tutti noi che siamo qui oggi siamo qui per questo libro in particolar modo, per questo autore, questo giornalista Sigfrido Ranucci. Questo per me ha un significato molto importante. Significa avere a cuore l'informazione, la libera informazione, e soprattutto riconoscere il valore e l'importanza del giornalismo di inchiesta. Ed essere qui vuol dire anche essere vicino ad un giornalista che sta dando la propria vita per l'informazione e per un diritto che è di tutti noi, il diritto ad essere informati. È un diritto importante che noi cittadini abbiamo, ce lo dobbiamo assolutamente ricordare. Allora, dopo questa introduzione, io non mi voglio dilungare più di tanto, però come dicevamo, Antonio Condorelli ha lavorato insieme a Sigfrido Ranucci per due inchieste, in particolar modo una è l'inchiesta che ha riguardato gli appalti pubblici in Sicilia, quindi che riguardano la nostra regione, dal titolo Il progetto, e poi l'altra inchiesta dal titolo I Vigili. Tra l'altro queste inchieste le potrete rivedere se volete anche su Rai Play, sono delle inchieste molto interessanti. I Vigili tra l'altro riguarda proprio Catania, il sistema Catania. E insomma, io ho saputo che voi dal 2009 al 2012, cioè quando sono uscite un po' queste inchieste, sono state trasmesse da Report nel periodo in cui c'era ancora Milena Giovanelli, giusto? Allora, mi hanno detto che all'epoca vedervi insieme
inquietava un po' a seguito di queste inchieste. È così? Intanto buonasera, grazie per il vostro tempo, grazie per essere qui. Sì, Antonio l'ho conosciuto all'epoca, ci siamo conosciuti per caso, però è stato, diciamo, un compagno straordinario. Io ci tengo a sottolinearlo, vi voglio veramente bene perché oltre che essere una persona del bene è un grandissimo giornalista, e fare l'inviato, no, per noi che veniamo in un posto, poi ce ne andiamo, anche le città più belle. Comunque io reputo Catania, con tutte le sue contraddizioni, una città bellissima e molto viva, una città che ha un grande fermento, una grande vivacità intellettuale, e noi le vediamo sempre perché siamo costretti a denunciare il male dalle gradi di un tombino, e quindi anche la città più bella al mondo può sembrare una città deforme. Però noi inviati ce ne andiamo, quindi poi una volta che abbiamo spalato il fango lasciamo lì, invece lui rimane sul posto e poveraccio, insomma, quando toccavano prendere mazzata a me, prendeva lui qualche cosa. Lo stato dell'informazione in Italia, ma direi in Europa ma anche nel mondo, non sta vivendo il suo massimo splendore. Noi siamo in Europa, che è la culla della civiltà, viene considerata delle libertà, della difesa dei diritti umani, ma in pochi ricordano che sono stati uccisi 5 giornalisti negli ultimi anni, Daphne Caruana Galizia, Del Rai in Olanda, un greco, 2 nell'est, e questi giornalisti stavano indagando sulla corruzione, sulla vicinanza con la criminalità organizzata da parte dei politici, e ancora oggi, a distanza di anni, non sono stati ritrovati i colpevoli né i mandanti. In Italia abbiamo 250 giornalisti che sono sotto tutela per il tipo di lavoro che stanno facendo, ce ne sono 22 che sono completamente sotto scorta, e poi abbiamo il record mondiale di politici che denunciano giornalisti. Non è una battuta, cioè abbiamo proprio il record mondiale. E noi abbiamo, per esempio, alle volte negli ultimi mesi abbiamo collezionato le querele, le richieste di risarcimento danni dei figli di un vostro paesano russo, e poi abbiamo avuto quelle di Urso, 2 penali, una civile. Abbiamo avuto quella di Sgarbi che dopo avermi insultato, ho dato faccia da Montanari, quello non è, ha cercato di mostrare anche i gioielli di famiglia a un certo punto, però poi quello che sono stato querelato per diffamazione sono stato io, che abbiamo raccontato dei fatti veri. Adesso lui si è dimesso dal ruolo di sottosegretario non per le inchieste giornalistiche, neanche per le inchieste giudiziarie, ma solo perché è risultato incompatibile la sua attività di conferenziere rispetto a quella di sottosegretario. Quindi la sua scelta non è una scelta etica, è una scelta per continuare a guadagnare di più, e lo dimostra che non sia una scelta etica il fatto che comunque poi ha deciso di candidarsi per le europee, che hanno dato questa possibilità. Lui era sottosegretario con la delega per la tutela dei beni artistici, e invece è accusato di averne esportato uno all'estero senza autorizzazione. Vorrei dire che se vincerà le elezioni esporteremo lui invece di capolavoro. E poi abbiamo accumulato le querele di Giorgetti, della figlia di Giorgetti, della moglie di Giorgetti, della sorella della moglie di Giorgetti, di Fontana, della figlia di Fontana, e c'è un politico di cui non faccio il nome, Gasparri, che ci ha querelato e si è fatto per riprendere mentre scriveva la denuncia nei nostri confronti. Ecco, questo è il segno di dove è arrivata la libertà di informazione quanto venga rispettata. C'è una legge per la tutela, per impedire le querele bavaglio, perché queste sono querele bavaglio, perché finché le fanno a me, che sono in azienda, che c'è anche
altre accumulate, che ho l'azienda RAI alle spalle, che è un'azienda importante, è una cosa di un certo spessore che può essere in qualche modo contenuta, arginata, ma io penso a tutti quei colleghi che per 5 euro, 6 euro, 10 euro a pezzo sono costretti anche a subire questo tipo di intimidazioni e non hanno alle spalle delle aziende importanti come la RAI. Credo che sia impossibile resistere a questa pressione politica. E quando invece i giornalisti, i colleghi delle realtà periferiche sono importanti secondo me e andrebbero tutelati perché rappresentano la prima frontiera, il primo anticorpo all'entrata di un virus, no, che può invece invadere tutto il nostro corpo centrale. E non abbiamo in questi anni ottemperato alla richiesta europea di stabilire l'equo compenso, cioè alzare il livello della retribuzione di questi colleghi, e è successo anche che stanno per essere invece approvate tutta una serie di leggi liberticide. Sta per essere approvato per esempio il disegno di legge Costa e di altri membri del governo che richiede il carcere per alcuni giornalisti che diffondono informazioni non raccolte lecitamente. Ora non è che andiamo a fare i ricettatori di materiale. Io sto però pensando a quei colleghi dei consorzi di giornalismo investigativo internazionali come CGI o CCRP o IRPI, che hanno svolto delle inchieste straordinarie, le quali abbiamo partecipato anche noi di Report, e sto pensando al Paradise File, ai Panama Papers, che svelarono tutta l'evasione fiscale nel mondo, cioè il fatto di mettere delle ricchezze a riparo negli offshore, e che hanno testimoniato quanto gruppi di potere, quanto i politici, quanto addirittura ulteriori imprenditori, anche i reali, avevano sottratto di beni alla collettività, hanno sottratto cioè salute, hanno sottratto l'istruzione, hanno sottratto l'assistenza sociale per metterla nei paradisi fiscali. Ecco, mentre quei giornalisti negli Stati Uniti sono stati premiati con il Pulitzer, se vengono qui in Italia li mettiamo in carcere. E questa è una cosa che mi fa venire i brividi. E poi c'è l'impossibilità, per esempio, se passa la legge, di scrivere i nomi degli arrestati, non solo degli arrestati, ma anche di quelli che sostanzialmente hanno rapporti con questi. Il libro è proprio un omaggio a questo, no? A questa forma di resilienza, all'ostentare, a difendere un principio sacro che è la libertà di informazione e il diritto di essere informati. E nel far questo ho voluto premiare anche tutti quei personaggi che sono rimasti sconosciuti, no? Ho voluto raccontare un Sigfrido Ranucci segreto, parallelo, che camminava al pari passo con le inchieste, con personaggi che sono usciti da un romanzo, perché personaggi che sono stati per esempio un vagabondo che mi aiuta a realizzare l'inchiesta più importante della mia carriera, quella che per la prima volta consegnerà la RAI nel mondo nei suoi 50 anni di storia, o quello di un tassista che mi aiuterà a ritrovare la Pinacoteca di Tanzi, o di una producer svizzera che mi aiuterà a sventare un trappolone, una ragazza malata di sclerosi multipla, ha colpito il circolo del sonno e passava le notti insonne a salvare i rospi, e poi salverà me da un trappolone, o l'insegnante che mi ha consegnato le immagini del famoso autogrill con l'incontro Renzi e Mancini, di cui scrivo tutta la verità, io, tutta la verità, non quella che hanno scritto gli altri, poi ognuno il suo, e ricostruisco tutta questa vicenda, perché grazie alla sua scelta che è andata avanti. Vorrei leggere un passo che mi ha colpito molto, perché immaginate la scena, lui è a Parma ed entra in un taxi, a parte che lui ha una capacità di empatia incredibile, perché come lo vedete, è una persona, il giornalista più importante che c'è in Italia da qualche anno, ed è una persona come
come qualsiasi altra che potresti incontrare per strada. Lui è in un taxi e incontra e parla con un taxista. Il tassista cosa fa? Prima lancia un amo e dice ma non avete trovato via, non avete preso ancora tutto, e poi inizia una discussione con questo tassista. Dice, il tassista rivela di essere stato la guardia del corpo di Tanzi. Ora qua arriva il passaggio che è molto interessante da leggere. E quindi Sigfrido scrive: vi chiedo immediatamente di fermarsi. Beh, adesso vi racconta bene tutta la storia nei particolari, dice Sigfrido. Sentite cosa dice il tassista: ma a me cosa ne viene in tasca? Se non sono stati cercati e trovati, forse un motivo c'è, magari il cavaliere godrà ancora di protezioni, io rischio a parlare. E invece guardate cosa risponde Sigfrido: ci sono 14 miliardi di crack, parla del crack Parmalat, e centinaia di migliaia di truffati. Ci sono persone che hanno un prezzo e altre che rappresentano un valore. Lei da quale parte vuole stare? Mi dica cosa ha visto. E lì è arrivata una scoperta rivoluzionaria. Sì, perché praticamente io stavo rientrando a distanza di 8 anni dal default alla stazione di Parma. Lui ha sentito che stavo parlando con la redazione Tanzi e mi diceva: vabbè, ma voi su Tanzi non avete mai detto tutto. Dicevo: che c'è da dire? C'è che ha portato all'estero i suoi capolavori di nascosto prima della dichiarazione di default. E gli dico: ma lei come fa a saperlo? Dice: io allora guardia del corpo di Tanzi, lo ferma, perché no? E verifico, vedo che è vero, e ad un certo punto dico: se ci sono stati questi quadri, forse c'è una traccia da qualche parte, e comincio a vedere tutti gli atti giudiziari un'altra volta della Parma, andando a vedere i verbali. Scopro uno della Guardia di Finanza, parlava di aloni al muro, e quindi dico: beh, forse allora questi quadri c'erano, e se c'erano qualche critico d'arte l'ha visti. Faccio il giro, ma Tanzi aveva messo un sistema d'omertà pazzesco. Io nel libro rapporto tutte le protezioni di cui ha voluto Tanzi a livello politico e non solo. E alla fine trovo una donna, una critica, che mi racconta di aver visto questi quadri, e parlava proprio degli stessi quadri del tassista, Picasso, Monet, Manera, Scogliera e via dicendo. E quindi a questo punto avevo la certezza che questi quadri esistevano. Chiedo la versione a Tanzi, che con me non parlava, attraverso un collega che l'ha intervistato mentre entrava in un'udienza. Tanzi nega di aver mai avuto dei capolavori e di averli portati all'estero, dove a quel punto vado in onda con l'informazione completa. Arriva il secondo colpo di scena: un elettricista che ti chiama da Pareggio tutto incazzato, dice: ah, io c'avevo il Picasso, c'avevo il Monet, c'avevo il Manet, li stavo vendendo, arriva alle porte e mi salta l'affare. Scusi, dico: ma stiamo parlando della stessa cosa? Perché, cioè, a distanza di 8 anni mi ero inserito in un contesto, e nel periodo, una settimana in cui la famiglia Tanzi stava ripiazzando sul mercato i capolavori che aveva portato all'estero. Allora lo raggiungo a Viareggio con una scusa, telecamera nascosta, lo riprendo la sua versione. A quel punto mi trovo di fronte ad una scelta, cioè o tornare in Rai e pubblicare uno scoop internazionale, oppure denunciare nella previsione, nella speranza che poi qualcuno trovasse questi quadri e li restituisse il valore agli azionisti, 30.000 azionisti derubati. E così ho fatto, anche perché lì ha pesato una scelta la figura di mio padre, comunque la Guardia di Finanza, insomma, dopo 2 giorni, di notte alle 2:30, mi chiama il comandante della Guardia di Finanza di Bologna, che era delegato alle indagini, e mi dice: Sigfrido, tutto eccitato e contento, abbiamo ritrovato i capolavori. Aveva trovati nelle mansarde, sotto scala, nelle officine, li avevano addirittura nascosti. A me sembrava incredibile, perché dico: cavolo, ci hanno indagato la Procura di Parma, la Procura di Milano, la Crolla, che è l'agenzia investigativa americana più potente al mondo, incaricata dal commissario della Parma, Lattabondi, di recuperare tutto il recuperabile. Arrivo io da Roma con la telecamerina e il tassista e troviamo i capolavori. Però c'è la conferenza stampa del procuratore, dice: abbiamo ritrovato i quadri di Tanzi, la Pinacoteca, valore 100 milioni di euro grazie alle porte. Mi chiama subito dopo il tassista che mi chiede il 3% del valore dei quadri.
Ci sono stati dei momenti di altissima ovviamente tensione perché tu sei assente, no? Cioè, con l'inchiesta su Fallujah io ero praticamente sempre fuori, quindi è ovvio che quei momenti là sono stati dei momenti durissimi. I miei figli, quando ho trasmesso Fallujah, dicono sostanzialmente, mi chiesero perché ti occupi di queste cose e io dissi ma perché di che cosa mi dovrei occupare? Loro dei figli che crescono senza il padre, no? Cioè, quindi per me è stato un colpo durissimo. Io ripresi tutte le agenzie che erano uscite, le mail che erano arrivate in redazione che invece ci elogiavano per il grande lavoro che abbiamo fatto di cucitura di quelle testimonianze di Fallujah che sostanzialmente denunciavano l'utilizzo del fosforo bianco, un agente chimico, nei bombardamenti a Fallujah con dei crimini contro l'umanità sostanzialmente. E proprio quella difesa dei diritti umani che trapelava dalle mail che ci arrivavano in redazione, io ebbi la lucidità di raccogliere e farglieli leggere, ebbi la sensazione che dopo che avevano letto questo materiale hanno in qualche modo capito il ruolo che avevo. E per me è stato, diciamo, è stata un pochettino una grande sofferenza da questo punto di vista, perché comunque mi sono perso tante cose della loro crescita. Per me la paternità ha un grande senso, io ho avuto un grande padre, e un padre che mi ha insegnato la legalità, mi ha insegnato la lealtà, il bene comune, e è proprio con lui che per esempio appunto nel libro forse è l'unica scelta che non avrei mai voluto fare, no? Cioè, perché lui si è ammalato con un tumore ai polmoni, con delle metastasi, era un agonista, quindi lui fino, diciamo, a 2 giorni dalla morte faceva da figurante perché gli piaceva muoversi. Ad un certo punto una di queste metastasi aveva fermato la motilità dell'intestino perché aveva colpito la colonna vertebrale, una notte si è sentito male, cascato dal letto, aveva cercato di rialzarsi, non ce la faceva, aveva chiamato mia madre, una persona molto esile, mia madre sempre insegnante, molto umile, lei mi chiamava ogni giorno nella trasmissione la mattina finché era in vita e mi diceva mi raccomando non fare i nomi. E lei non ce la faceva, quindi gli ha chiesto di mettersi seduta su una sedia di legno, che nel libro ricordo anche come il luogo dove ho visto la loro scena d'amore, perché tu dici ma io sono stato criticato, dice ma hai raccontato una scena d'amore da tuo padre e tua madre? Sì, perché mi sembrava un modo giusto, perché ne parlo della morte ma perché non devo parlare delle cose belle della vita, un atto d'amore. E quella sedia dove si è messa mia madre per cercare poi di fermare il peso che mio padre si è tirato su da solo con una corda, l'ho ritrovato il giorno dopo al pronto soccorso e lì ho incontrato un chirurgo che io ricordo per gli occhi e per i riccioli, lo descrivo quasi come un angelo perché aveva questa mascherina e che mi diceva bisogna operare d'urgenza suo padre perché morirà altrimenti tra dolori lancinanti per una perforazione dell'intestino. E io gli dico, ma scusi, dico, mio padre non ce la farà mai a superare questo evento perché ha un tumore ai polmoni diffuso con metastasi. E lui dice, ma se non lo fai operare morirà con dolori fortissimi tra poche ore. E dico, vabbè, allora dico, ma qual è il problema? Che lui non vuole farsi operare, bisogna convincerlo. E io sono stato costretto, diciamo così, ho fatto una scelta che non avrei mai voluto fare, quella di mentirgli dicendo che sarebbe andato tutto bene, in realtà poi come hanno messo il tubo per l'anestesia papà è morto, insomma. E la storia di Nardo è una storia che tu hai raccontato con un altro libro, Il Patto, che richiami anche in questo libro, però è una delle storie, uno dei misteri più importanti d'Italia. Quindi voglio anche salutare Luana e Mario, so che sono sotto. Facciamo un applauso per applauso.
A me è capitata, oltre che scrivere un libro, ma proprio a causa del libro, un fatto che racconto nel libro che è rimasto segreto per tanti anni, che ho voluto mantenere segreto, e che all'indomani di un'inchiesta sul traffico di armi, che c'è quella C'è Speranza, dove era emersa una rete incredibile di trafficanti d'armi, che è composta da camorristi, da uomini della malatemperanza, ma anche uomini dello Stato, e vado in onda con questa inchiesta, che è un'inchiesta molto pesante, perché c'era anche l'ipotesi dell'addestramento delle truppe dell'ISIS da parte di settori deviati di questo gruppo. Vengo raggiunto da una mail, da un pregiudicato pugliese che aveva realizzato delle rapine a mano armata, aveva scassinato dei bancomat e portavalori, poi era stato costretto ad andare in Francia, dove a causa proprio di una rapina era stato messo nel carcere di sicurezza. Questo signore mi scrive e mi vuole parlare con urgenza perché la mia inchiesta è andata a 48 ore dalle stragi in Francia. Vi ricordate che c'era all'epoca Salah, che era quel terrorista, l'unico che non si era fatto esplodere, che era ricercato in tutta Europa, in tutto il mondo. Bene, questo pregiudicato mi scrive, mi dice che mi vuole vedere, io lo accolgo in redazione, come faccio sempre in queste situazioni, documento con una telecamera nascosta quello che succede, insieme a un testimone, e questo comincia a parlare, mi comincia a dire: ma io sono stato in carcere, ho conosciuto una famiglia mafiosa italo-francese che ha il monopolio del traffico di armi, del controllo dell'immigrazione e via dicendo, della droga. E conoscendo questa famiglia io mi sono ritrovato in questo locale, non ho dato il nome del locale, con Salah che voleva comprare l'esplosivo per gli attentati. Mi trovavo in un'informazione enorme in quel momento, era il latitante più ricercato al mondo, e lui mi dice: io so dove si nasconde, cioè mi è stato chiesto anche a me di fare dei passaporti falsi per 2 attentatori che dovevano venire in Italia e attentare al Vaticano, avvelenamento delle acque. Prendo delle informazioni, non sapevo come gestirle, a un certo punto chiamo un mio amico investigatore della Guardia di Finanza, lui mi dice: guarda, prendi tutte le informazioni, passame strada facendo, io le verifico. E mano a mano che gli mandavo le informazioni, il fatto che questo avesse precedenti penali era vero, che era andato in Francia era vero. Io poi a un certo punto gli chiedo: scusa, ma perché stai parlando con me? Non vai dalla polizia o un'ambasciata? Cioè, sono andato, mi hanno cacciato via. Dico: vabbè, ma perché è venuto da me? No? Ci ho visto l'inchiesta ieri e mi sono ricordato che io in carcere all'Aquila nel 2009-2010, era appena uscito il libro, quel patto dove si parlava di Lardo, ho sentito l'ordine da parte di Madonia di ucciderla. Un ordine che poi sarebbe stato fermato successivamente da Matteo Messina Denaro, che non voleva problemi, per quello che era stato scritto nel libro, perché lì si rivela tutti i rapporti tra mafia e politica, tutto quello. Cioè la prima volta era che è uscita la storia organica di Luigi Lardo, no? Questo boss che a un certo punto diventa un uomo dello Stato, aiuta lo Stato e non capisce perché lo Stato non vuole intervenire, o meglio, forse sa più di tutti perché lo Stato non vuole intervenire, perché tra le denunce che fa è proprio quella, cioè le stragi, gli omicidi eccellenti non sono solo frutto della mafia, ma avevano partecipato anche uomini dei servizi, la massoneria, la destra eversiva, e lui per primo aveva fatto dei nomi, aveva fatto il nome di Marcello Delluti. Stiamo parlando di un periodo che va dal 93 in poi, cioè proprio la trattativa era in essere, e aveva portato addirittura il Rossa a mezzo Iuso, laddove si nascondeva Fernando Provenzano. Bene, quindi questa informazione io la passo a quest'uomo che mi dice: vai, fermati, raccogli tutte le informazioni, trascrivere per uno dei servizi, dai queste informazioni qua, da oggi in poi tu ti scorderai di quest'uomo e non l'avrai mai più visto.
E io così ho fatto così per 10 anni, mi sono tenuto dentro questa storia. Dopo 5 anni avevo pubblicato la notizia dell'ordine di uccidere da parte di Madonia, però è successo qualcosa di incredibile, perché dopo 15 giorni da quei fatti ritrovano Salah e lo ritrovano nella zona che mi aveva indicato questa persona. Io non so se ha avuto un contributo nelle indagini, nelle ricerche oppure no, so che questo è successo e poi è uscita addirittura la notizia che c'era stato il tentativo di avvelenare le acque del Vaticano. Qual è la cosa che ti è rimasta più impressa del sistema Catania e anche di quello siciliano? Ma guarda, io ti devo dire la verità, il modo in cui l'abbiamo rivoltata Catania in qualche modo ha fatto scuola anche a me per capire come funzionano poi le altre città, no? Perché sapevo già dove andare a aprire i cassetti anche in altre città, e devo dirti che nel sistema non è molto diversa da altre piccole cittadine. Penso a Verona, penso anche al sistema Genova, ha detto bene, penso a Siena, cioè ci sono delle città che funzionano meravigliosamente perché c'è un groviglio armonioso, no? che le tiene in piedi, e poi quando vai là togli la vernice, vedi le rovine, e vivono, queste città sopravvivono nel ricatto incrociato, nel favore incrociato, e grazie a questo sistema cala l'omertà, no? Quindi, e chi ce li rimette? Ce li rimette la persona per bene, la persona che non accetta i compromessi, la persona che vuole rimanere indipendente a prescindere, e invece noi dobbiamo tutelare proprio quella persona là. Il giornalismo d'inchiesta alla fine è proprio questo, io credo sia un atto di coraggio per chi lo fa, perché dà coraggio anche a noi quando facciamo inchiesta, no? Abbiamo l'adrenalina quando la fai, ma anche a chi l'ascolta, perché dà il senso che le cose possano cambiare. Io nel libro parlo proprio, uso la metafora di un jazzista cieco americano che era all'incrocio a Manhattan nel momento di massimo traffico, che sta per attraversare ma aspetta una buonanima che gli mette lì la mano per accompagnarlo. Sente una mano sulla spalla, finalmente era un altro cieco però che chiedeva la stessa cosa. Allora dice Schelling, questo gestista, dice io ho preso coraggio in quel momento, ho preso e ho attraversato la strada per portare dall'altra parte anche l'altro cieco, che è stata l'esperienza più eccitante della mia vita. E così è stato un po' con Catania, ma è stato nelle inchieste che abbiamo fatto. Il giornalismo d'inchiesta deve essere il pastore mano in mano in alcune situazioni, deve dare coraggio, deve trasformare l'emergenza in necessità, ma anche il dolore in resilienza. È la scelta che abbiamo fatto sotto il Covid, noi, di continuare a raccontare col nostro sguardo quello che non funzionava, mentre c'era la gente che si affacciava dai balconi, cantava con i drappi, andava tutto bene, e noi andava tutto bene un cazzo, perché qua c'erano delle cose da raccontare, e diciamo da raccontare dalla pancia del paese, perché non si ripetono più. Non volevamo responsabili, noi volevamo denunciare quello che non funzionava, a partire dal piano pandemico che abbiamo scoperto noi essere taroccato. Avevamo un piano pandemico con anche stato attuazione, però noi siamo stati i primi a denunciare che mancava la farmacovigilanza, mancavano le informazioni. Io non sono un Novax, sono stato accusato di essere Novax, ma io mi sono fatto 8 vaccini in un'ora per partire nelle zone di guerra, ne abbiamo anche parlato, nelle zone dello tsunami, zone che racconto nel libro, ma io voglio che la gente da me abbia sempre quello che si aspetta la gente, cioè essere informati, una scelta consapevole. Devi continuare a scegliere di vaccinarti, ma consapevolmente, sapendo anche i rischi che corri, non nascondendoli, perché se no è una grande ipocrisia. Io quando ho fatto l'inchiesta sul Green Pass, no? Che è stato improvvisamente allungato da 9 mesi a un anno,
E noi ci siamo chiesti, ma in base a quale considerazione scientifica è stata fatta questo allungamento? E non c'era una spiegazione, perché avevamo informazioni, stavamo seguendo come stavano andando le vaccinazioni in Israele, dove c'erano, che era stata una specie di laboratorio a cielo aperto della Pfizer, diciamo, era arrivata già la quinta, sesta vaccinazione, vedevamo che duravano 6 mesi gli effetti del vaccino. Allora, in base a quale considerazione scientifica tu allungavi ad 1 anno? Bene, la considerazione era che non avevamo le forze né la burocrazia di allungare, di prorogare o rinnovare il Green Pass a 13 milioni di persone. E quindi che cosa hanno fatto? L'hanno allungato, mettendo a rischio veramente la salute delle persone, perché tu pensavi di essere coperto dal Green Pass e non eri coperto manco un cazzo, cioè tu arrivavi in un posto e contagiavi le persone. Allora a quel punto io chiedevo una maggiore onestà, ma noi ci hanno attaccato in maniera violenta su questo.